Ehi, orgoglioso d'essere veneto. Adesso basta non stare per i maroni. Questa sia terra deve pare dei menoni. Che so che suo e non vago via. Vivo nel posto più bello che sia. Vai in Himalaya che mi vado su a Cortina. Ti vai in Egitto che mi sto sotto marina. Questa sei casa non voglio partire. Vai tutto mare. Veneto sei stupendo. Veneto fino in fondo. Veneto sei il mio mondo. Lontano neanche un secondo. A me non mi interessa Milano e neanche Hong Kong. Cosa butto che vada a Londra, Roma o Bangkok, cosa che sei. Ciao carissimi ascoltatori, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Un'altra volta siamo noi. Ivana Quarati desde Santa Fe. Mariano Gazzola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde la ciudad de Mar del Plata. De esta manera damos inicio al programa número 8 de la segunda temporada de Parola Veneta Radio. En nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Y gracias a la gentileza de Radio Comités Rosario, una hora de información con toda la cultura de la comunidad veneta argentina, dada también a todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Ay chicos, ya estamos llegando a mitad de agosto. Nos estamos preparando para el fin de semana largo y para lo que todos conocemos como Ferragosto. Es así, pleno verano en Italia. Como bien sabemos, el 15 de agosto es la festividad de la Virgen María y es la fiesta civil de Ferragosto la que marca el inicio de las vacaciones y generalmente coincide en que en nuestro país, en Argentina, es feriado largo o feriado puente, como es este caso, por el aniversario del fallecimiento del general San Martín, que es justamente un 17 de agosto. Exactamente, feriado largo en el que recordamos la figura del Libertador de América. Y Marcelo, como bien decías, me dejas siempre picando para que yo chicanee a Mariano con el desafío Todo es Véneto. ¿Podés decirnos, Mariano, qué tiene que ver José de San Martín con el Véneto? Estos desafíos de Ivana ya me parece, empiezan a desbarrancar. No sabemos si el general San Martín pasó por el Véneto, lo que sí se sabe, está comprobado que pasó por Roma en 1846, alojado en el Gran Hotel de la Minerva, muy cerquita del Panteón, y allí hay una placa que recuerda el paso del general San Martín por la ciudad eterna. Pero bueno, sabemos también que hay un típico dulce véneto, il dolce di San Martín, del cual seguramente vamos a hablar en noviembre, porque tiene que ver con eso, con la fiesta de San Martín de Tours, un santo muy venerado en todo el Véneto y en Venecia, y el dulce tiene también la forma de un soldado a caballo, porque bueno, San Martín de Tours, como sabemos, era un soldado, como el general San Martín, así que esa imagen del dulce, esa forma del dulce, se parece también a la imagen de nuestro San Martín a caballo. No se da por vencido Mariano. Obviamente el apellido del Libertador hace referencia a este santo muy popular, una época, en este caso San Martino en italiano, San Martín en véneto y en castellano, pero bueno, me parece un poquito forzada la relación en este caso. No vamos a entrar en polémica, sigamos con el programa y sobre todo volvamos al Ferragosto. Como bien decía Marcelo, volvamos a Ferragosto, que es un término que deriva del latín, Feriae Augusti, todo junto, Feria Augusti. Por eso es el feriado de agosto o Ferragosto. Y consistía en festividades que fueron introducidas por el emperador Augusto en el 18 a.C. Agosto era un mes en el que se suspendían absolutamente todas las actividades en Roma y había un ambiente festivo y de alegría en el que se intercambiaban regalos en el pueblo.
Ya en época cristiana, en el siglo IX, el Papa Nicolás I, el 15 de agosto, lo introdujo como el Día de la Asunción de la Virgen o Santa María, conocido en italiano como el Giorno dell'Assunta, en honor a la Madre de Jesús, con diferentes actividades que varían según la religión. Hoy en día, el 15 de agosto, es la celebración laica en Italia de la más importante, ¿no? Justamente, como decíamos, un día de vacaciones, el más popular dentro de las fiestas del verano, que generalmente uno no encuentra a nadie en el sentido que están todos disfrutando de esta estación, y a su mismo tiempo es una fiesta religiosa, porque como decíamos, es la fiesta de la Asunción. Pero también en la colectividad en nuestro país, en Argentina, se festeja porque seguramente lo vamos a comentar en la parte final del programa. Hay fiestas de Ferragosto en Mar del Plata, hay fiestas de colectividades en la ciudad de Santa Fe, me imagino que también en Rosario, no sé. ¿Qué nos puedes contar, Mariano? No, acá en Rosario no tenemos nada para festejar porque estamos llenos de humo por las quemas en la isla. Todo un drama que, bueno, nos vamos a poner de mal humor a nuestros queridos amigos rosarinos que escuchan habitualmente nuestro programa Parola Veneta Radio. Así que te invito, Mariano, andemos a ver un'ombra che ti offre Giovanni Giusto. Ombra è un normale vocabolo della lingua italiana. Dal latino umbra, il primario significato di ombra è la figura che un corpo opaco proietta sulla superficie e che ne riproduce, più o meno alterata, la forma. Ma attenzione però, perché se dici ombra a Venezia, potresti essere facilmente frainteso. Ocho, che te conto. A Venezia, come in tutto il Veneto, quando ad esempio rincasi più tardi dell'orario previsto e ti ritrovi la moglie alquanto alterata ad attenderti davanti alla porta di casa, solennemente ti sentirai dire: dove ti sei sta fin adesso? A ombre! Dove sei rimasto fino ad ora? A ombre? Attenzione però, perché la moglie non intende il tuo cercare disperatamente refrigerio dell'ombra in una calda giornata d'estate. No, proprio no, perché a Venezia andare a ombre significa andare a bere vino. Ma perché si dice ombra? E qua mi sa proprio che rischiamo di andare a sfatare un mito. Ora, e sicuramente in molti, mi direte che si dice ombra perché ai tempi della Repubblica Serenissima di Venezia, in piazza San Marco, sotto al campanile di San Marco, c'era un banco ambulante che vendeva ombre di vino e che per mantenerlo gradevolmente fresco seguiva l'ombra girando attorno al campanile. Mi si spezza proprio il cuore ora doverlo dire, ma purtroppo sembra proprio non sia così. Ombra, soprattutto nella lingua veneziana, indica una unità di misura, più esattamente una minima quantità. Vi faccio un esempio. In sto risotto che staria bene un'ombra de pevare. In questo risotto ci starebbe bene un poco di pepe, senza ombra de dubbio, senza il minimo dubbio. Quindi ombra di vino significa una piccola, modesta quantità di vino. Mi sa ora che sia meglio ordinare un gotto di vino. Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina. Recordamos a nuestros oyentes que Ocho que te conto es una serie de videos con los cuales nuestro amigo Giovanni Giusto nos cuenta diferentes historias sobre Venecia en particular y sobre el Véneto en general. Pueden seguirlo a través de su página de Facebook, Giovanni Giusto, Ocho que te conto. Un hombre divino. ¿Hacemos la traducción, Mariano? Antes
Permitime mandarle saludo a Giovanni, que fue cumpleaños hace unos pocos días, ya lo vamos a tener en vivo próximamente. Ombra es un vocablo común en la lengua italiana, también común en castellano, suenan casi iguales, ¿no? Sombra. Viene del latín ombra y, como sabemos, se refiere a la figura que un cuerpo sometido a la luz proyecta sobre la superficie, reproduciendo más o menos alterada la forma de esta figura. Pero atención, que si decimos ombra en Venecia y en todo el Véneto, podemos ser malentendidos, porque cuando uno llega muy tarde o más tarde de lo previsto a su casa, es muy probable que te esté esperando tu esposa alterada y te grite «Dove sei tu sta fin de eso? Sei stato a hombre? ¿Hasta dónde te quedaste hasta ahora? ¿Estuviste a ombra?» Es que en Véneto andare a hombre significa ir a tomar vino, ir a chupar, diríamos coloquialmente acá en castellano. Pero ¿por qué ombra? El mito dice que en la época de la Serenísima, en la Plaza San Marco, había un vendedor ambulante al lado del campanile que vendía vino y que para mantenerlo más o menos fresco se movía el banco y sus cosas siguiendo la sombra del campanile. Giovanni dice que se le parte el corazón, pero que tiene que desmentir ese mito, que no era así. Ombra en veneciano es una unidad de medida, exactamente la cantidad mínima. Por ejemplo, se dice, y en este risotto estaría bien un'ombra de pevare. En este risotto faltaría una ombra, un poco de pimienta. O senza ombra di dubbio, o sea, sin necesidad sin duda, ¿no? Sin nada de dudas. Porque ombra sería, como decíamos antes, una mínima cantidad de vino. De ahí viene la palabra. Ah, bien, pero venimos así trayendo de programa en programa. El pasado hablaron de los 2 dedos de vino en ayuna. Hoy con la ombra divina. ¿Están bien de amores ustedes dos, che? No, Ivana, es que estamos en agosto, ya lo sabemos, en Italia hace calor, y acá ya falta muy poquito para dejar el invierno atrás, y llegarán los días lindos de septiembre, que es también el momento para salir al aire libre. Saben que en el Véneto, en esta época, las costumbres culinarias para el Ferragosto y el mes justamente que estábamos hablando, van a todo lo fresco, van hacia el pescado, come el sardin sabor y la caponada, que es una fresca ensalada de mar con atún, anchoas, tomates y aceitunas al aire libre, todo muy fresco, ideal para el picnic, y naturalmente el buen vino no falta nunca. Es el momento de disfrutar de la naturaleza y de la buena comida al aire libre. Por tal motivo se lo podemos preguntar a nuestros invitados de hoy, pero antes, si les parece bien, los invito a disfrutar de una pausa musical. Andiamo a Roma, andiamo col pulmino, andiamo a Roma, andiamo a far casino, andiamo a Roma. Il Colosseo, il Pantheon, mi sembra d'essere a New York. Forse Chiesa e Mona, quasi tutto il dì, Piazza Navona, bere il caffettino, siamo a Roma. E il Papa in giro a Soggi, voglio guidarla anche a me. Siamo a Roma come così, lo riconosci dal parrucchino, a camisa a quadri un par de jeans.
Siamo a Roma coi putei, dentro fontana chiamare skate. Siamo a Roma, me parla e sei un figlio. Cosa di tu? Guarda che io c'hai, i sere a Raiva, noi lo mai Andiamo a Roma, fammi un selfie dai, siamo a Roma, e metto il capo a Waze, comincia a piovere. Bisogna togliere un po' di ombrelli. Ok, ma la vie sono come quarelli. Ho visto un moro che vende ombrelli, ho visto un moro che vende ombrelli col camioncino. Te compro tutto anche a te. Dai da me anche al camioncino. Andiamo a Roma. Y Rubagotti, dos jóvenes de Bassano del Grappa que, parodiando la melodía de Pretty Woman de Roy Orbison, quieren ir a Roma. Continuamos con Parola Veneta Radio, vamos a hacer un viaje imaginario hacia el Véneto, hacia la provincia de Venecia, para hablar con un amigo que hemos conocido también gracias a la magia de Internet, con Samuele Semenzato di Qual Buon Veneto. Samuele, come stai? Ciao, ciao a tutti, ciao. Bene, stiamo bene? Come si Stiamo dice? bene. Stiamo Ben bene. benon, con un po' di caldo. Ora no. Oro benon, Stiamo con molto un, bene, po grazie. con un po' di caldo, mi dicevi prima. Sì, caldo, qua caldo, in questo periodo caldo. Dai, lo sfruttiamo bene per andare in spiaggia. Comunque hai la fortuna di essere nel Veneto, così che in un posto privilegiato del nostro pianeta. La prima domanda è subito, è semplice. Che cosa è Qual Buon Veneto? È una domanda, una gran bella domanda. Qual Buon Veneto non è solo un'azienda, anche perché siamo un'azienda vera e propria, ma è un progetto. Qual Buon Veneto è un progetto, è l'idea di scoprire e riscoprire il Veneto, le sue meraviglie, le sue particolarità, le curiosità, l'arte, la storia, la cultura, i misteri che abbiamo in Veneto. Quindi abbiamo cominciato prima noi a vederli, scoprirli o riscoprirli, e poi ci siamo detti, ma perché non fare in modo che anche altri possano scoprire o riscoprire anche, o conoscere meglio alcuni posti, perché le persone sono sempre molto abitudinarie e quindi tendono a ricordare o a fare più o meno sempre le stesse cose, o visitare sempre gli stessi posti, o non informarsi nei posti dove ci va. E quindi è bello scoprire cose particolari, interessanti, nuove, anche di posti conosciuti o di posti totalmente sconosciuti. Sì, è come che a volte non riusciamo a vedere a vedere nel senso completo della parola, ciò che ci circonda, no? Sì, no, non siamo, perché siamo abituati a vedere certe cose. Caso emblematico Venezia, città conosciutissima, tutti vanno a Venezia, che bella Venezia, ma poi vanno a vedere Ponte di Rialto, Palazzo Ducale, Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri. non fanno altro, senza pensare che la vera Venezia è un'altra, e soprattutto perché Venezia, dall'alto dei suoi, dicono 1600, ma parliamo di oltre 2000 anni di storia,
ne ha viste davvero tantissime, e quindi la città continua a parlare, la città continua a raccontare, solo che non si ha il tempo o la voglia o anche solo la possibilità di ascoltarlo. Samuele, io ho conosciuto quel buon Veneto perché cercava su internet un percorso diverso da fare a Venezia e ho trovato quel Instagram che avete e per quello ti ho conosciuto. Immagina, la tecnologia adesso ci permette questa roba di conoscere quello che non si conosce attraverso Instagram, le reti sociali. Sì, E approfitto. Sì, dimmi. Sì, no, hai ragione. Infatti moltissime delle cose che nel tempo abbiamo conosciuto anche noi sono state legate non solo ai libri, a tanti libri che abbiamo cominciato a leggere, comprare e a documentarci, ma anche alle conoscenze delle persone che abbiamo fatto, perché ogni persona conosce qualcosa anche relativa alla sua storia, alla sua tradizione familiare, o anche trascorsi o percorso di studio che ci ha dato quel qualcosa in più, ci ha dato, come si dice, ci ha dato il punto di partenza, per scoprire qualcosa di nuovo o farci affascinare, ecco, dalla nostra regione. Infatti a me ha capitato questo di affascinarmi con i racconti che fatti con la ragazza che sempre è con te. Grazie. E per quello abbiamo deciso di trasmettere la comunità veneta all'estero, in questo caso a Santa Fe, nella circoscrizione Rosario, che ci ascoltano e sempre sono contenti di ascoltare queste novità che vengono sempre dalla sua regione e parlano delle sue radici. Approfitto per domandarti, che siamo in un periodo speciale, se vuoi raccontare all'udienza che ne abbiamo una particolarità, qualche genialità che avete scoperto con quel buon Veneto. Allora, ce ne sono moltissime, perché ce ne sono moltissime. Una delle cose una delle prime cose che abbiamo scoperto si trova vicino ad Asolo, tra l'altro, conoscerai. Si trova proprio vicino ad Asolo, perché devi sapere che tanti anni fa mia moglie faceva non so come si dica da voi, faceva la colf, l'assistenza ad una persona disabile, e questa persona le raccontava quali erano i viaggi e le cose che quando era giovane aveva scoperto, e ci ha dato una così, ci ha detto: andate a vedere questo posto vicino ad Asolo, c'è Altivole. Ad Altivole c'è la famosa Tomba Brion. Bravissimo. La famosissima Tomba Brion. Io sono architetta, Samuele, e l'ho conosciuto attraverso il programma che avete fatto, i piccoli video che avete fatto. Sì. Sì. Siamo molto contenti, questo ci dà molta soddisfazione, davvero, sai Ivano, molta soddisfazione, perché vuol dire che ha raggiunto il suo obiettivo. Pensa che questo complesso monumentale a noi piace moltissimo, almeno una volta all'anno o 2 volte all'anno andiamo, perché è aperto, è particolare, che sembra quasi costruito da alieni, da come è fatto. Carlo Scarpa era un architetto visionario, eccezionale, che aveva imparato sul campo a fare le cose e usava la propria testa. Ed è un posto, non c'è posto migliore, sembra strano, non c'è posto migliore dove sentirsi vivi. È vero. Perché è tranquillo, rilassante, hai l'acqua, il rumore dell'acqua corrente, il prato, dove ci si può sedere liberamente e si può liberamente leggere un libro.
Cioè, è proprio sembra un'isola di pace con il tempietto, il tempio l'isola di meditazione, della meditazione. No, è veramente. E quella è stata una sorpresa per noi. Quando siamo arrivati, e la tomba Brion e un altro paio di primi luoghi che abbiamo conosciuto sono stati la nostra iniziazione, è stato il nostro inizio, e da lì poi siamo partiti. Quindi, sì. Samuele, sai che io la conosco di persona, l'ho conosciuto nel 92, cioè gennaio 92, perché io, come ti raccontavo prima, ho i parenti lì vicino, cioè tra Spinella da Riese, che è proprio il comune, Riese comune contiguo al Tivoli, così che ho avuto quell'opportunità di conoscerla di persona. Sì, è veramente un posto quasi magico, no? Perché in mezzo alla campagna ti trovi questa tomba che è di una coppia, cioè una coppia di persone del posto, no? Cioè, realizzata, come dicevi tu, da un architetto di fama internazionale. Sì. E viene visitata tuttora da tantissimi studenti. Per assurdo, tantissimi studenti che vengono dall'estero, sì. ma dall'Italia non va nessuno a visitarla. Non ci va praticamente nessuno. E tra l'altro, da lì ad Altivole, in poco tempo si è ad Asolo, in poco tempo si è a Fossagno, con il Tempio Canoviano, con tutti i calchi in gesso di Antonio Canova, uno dei più grandi scultori di epoca moderna in assoluto. Cioè, un posto molto particolare. E poi dicevi che questo era una delle prime cose che avevate fatto con questo vostro progetto. La domanda che mi viene in mente è proprio come è nata l'idea di riscoprire questi luoghi, queste storie, queste cose che a volte passano, cioè, senza chiamare l'attenzione delle persone del posto, no? Delle persone del luogo. Guarda, è nata perché io e mia moglie siamo insieme da 14 anni, siamo sposati da 12, e abbiamo scoperto col tempo che eravamo tutti e due appassionati di video e allo stesso tempo appassionati anche di documentari. Qui in Italia va tantissimo un programma, non so se voi lo conoscete, probabilmente sì, Alberto Angela. Qui va tantissimo, ci sono delle fanpage addirittura di Alberto Angela, che fa divulgazione storica, e lui fa questo programma dove va a vedere, a visitare vari posti, fa scoprire cose particolari. Quando abbiamo unito la passione per i video, la passione per i documentari, la passione per la nostra regione, la cosa è venuta praticamente di conseguenza. Stavamo passeggiando a Monselice, dove c'è il cammino delle 7 chiesette, che tra l'altro termina con una chiesetta molto particolare dove ci sono reliquie e ossa sparse su tutta una parete. Mentre stavamo passeggiando con mia moglie, lei mi fa: sai che questa notte ho sognato un nostro amico che mi diceva: ma al buon Veneto ti porta. E ho detto: io ho sognato questo nome deve essere il nome che dobbiamo adoperare per il nostro progetto. E lì dalla terrazza panoramica abbiamo deciso di cominciare a fare i nostri video. Abbiamo cominciato lì, è stato forte soprattutto perché ci ha dato la possibilità di conoscere non solo tanti posti, ma ci ha dato la possibilità di conoscere tante persone. Abbiamo conosciuto tante persone che ci hanno raccontato la loro vita, la loro storia,
una su tutte, per esempio, abbiamo conosciuto Anna Rossetto, che è una scrittrice, che lei che scrive racconti. Uno dei racconti che ha scritto, per esempio, era legato alla diga del Vajont. È un tema che per un veneto e per un friulano sono molto sentiti, e il racconto di Anna Rossetto è stata la base del cortometraggio più visto, il nostro cortometraggio più visto e forse il più riuscito in assoluto, che è quello sulla diga del Vajont, che è stato trasmesso e ripostato e ricondiviso dal governatore della regione, e allo stesso tempo è stato adoperato anche nelle scuole, e speriamo venga adoperato anche quest'anno nelle scuole, per raccontare del giorno della memoria, che è il 9 ottobre. E anche quella è stata un'esperienza molto molto significativa. Che bello quello che racconti, Samuele, anche mi fai venire alla mente che avete anche fatto un cortometraggio di un film che si chiama Finché c'è Prosecco c'è Speranza, che è l'avete filmato con una persona argentina. Sì, è vero, è vero. Beh, Se vuoi raccontare un po'. Il film è stupendo, il film è bellissimo, un film che racconta davvero la terra, ok, anche perché comunque il regista è veneto, molti attori sono veneti, uno su tutti il protagonista, poi ovviamente c'è anche l'attrice argentina, Solari, quindi il film è un film che parla veneto e che racconta il Veneto. Noi siamo una regione basata sul Prosecco, no scherzo, però più o meno il Prosecco è un nome che lo si sente in tutta la regione. Immagina che nel programma del venerdì scorso abbiamo parlato di bere le 2 vite di vin bianco. Il primo. E questo programma parla ogni tanto di Prosecco e vin bianco, dai. Quindi ci sta. Dovete fare allora una replica anche voi della statua che c'è in centro a Treviso. Non so se l'avete vista la statua in centro a Treviso, è la donna che praticamente dai 2 seni faceva uscire sì. vino rosso e vino bianco nei giorni di festa, giusto per far capire come il Veneto e il rapporto con il vino. Sì. Si parlava proprio prima di collegarci con te delle ombre, che cosa significava un'ombra. Un'ombra, sì. Così che bene, proprio continuiamo in tema oggi nel programma. Sì. È un filo conduttore. Esatto, qualcosa che ci lega sempre. Sì. Ora è arrivato anche Marcelo Carrara, lo vedo che ci ha finalmente raggiunto, poi sicuramente vorrà salutarti. Intanto, tornando a quanto diceva Ivana prima, a questo film, a questo cortometraggio che poi voi avete fatto nella locazione del film, se ci vuoi raccontare un po', è anche un paese molto, molto bello, è una zona bella, la zona del Prosecco è anche una zona bellissima. È patrimonio UNESCO, tra l'altro. E noi abbiamo preso ispirazione dalle scene del film e siamo andati a visitare i posti, le location del film, perché nel film ovviamente hanno altri nomi nel film, c'è Col San Giusto, ma che realmente è un paesino che non esiste, però era Revine, quindi alcune scene sono in un posto, alcune scene sono in un altro, ed è stato bello anche in quel caso conoscere o scoprire delle persone che sapevano dove certe scene erano state
erano state girate, mentre eravamo nella piazzetta di Revine, dove si svolge la maggior parte del film, la scena del calcio balilla o della confraternita, del prosecco. Mentre eravamo lì, una signora, mentre stavamo facendo qualche ripresa, si sporge dal terrazzo e ci guarda, ci fissa. Allora noi la guardiamo e diciamo: signora, ma è qua che chi girà il film? Certo, è proprio qua che c'era il mio bar, e il bar del film c'era fatto qua in casa mia. È stato fortissimo, è stato fortissimo. E abbiamo conosciuto poi anche il nipote, che era stato operato il vice sindaco, adesso questo non me lo ricordo, che aveva anche lui partecipato al film, lui e tutti gli altri ci hanno fatto vedere tutti i vari posti. No, è stato forte anche poi visitare le cantine, l'Osteria Senza Oste, che è un luogo tanto conosciuto, un posto, non so se avete mai sentito parlare dell'Osteria Senza Oste. No. Si chiama Osteria Senza Oste, adesso è un po' cambiata, perché praticamente arrivavi lì e c'è un frigo con dentro i salami e i prosciutti, un frigo con dentro i formaggi fatti tutti dalla gente della zona, e il vino, e tu praticamente potevi prendere quello che volevi e davi solo un'offerta. No, guarda. Ti sedevi fuori su questa collina con i terrazzamenti e ti sedevi proprio con la vista sulle colline del Prosecco, e tu praticamente ti prendevi il pane, tagliavi 3 fette di salame, un pezzettino di formaggio, vino, quello non manca, vino, il Prosecco, quello che era, rigorosamente come piace all'oste, non filtrato, quindi il classico vino col fondo. E niente, stavi lì. Adesso col tempo, per via della legge italiana, hanno dovuto adeguarsi un pochettino, e quindi anche quando fai la tua donazione ti esce fuori lo scontrino. E poi piano piano, essendo che della gente se ne approfittava, e metteva 5 euro e portava via 4 salami, non è che il posto lo avevano scoperto gli argentini, cominciavano ad andare. Quelle sono cose che succedono qui. Una cosa così non potrebbe funzionare dalle nostre parti, però è bella quello lì, no? Sì, che parla anche dalla forma di essere dei veneti, cioè dalla onestà e del valore della parola anche, no? Che nessuno, almeno una volta, nessuno se lo occorreva, passava per testa di prendere più di quanto poi avrebbe lasciato come donazione, come ricompensa, come devoluzioni, insomma, no? Però forse erano valori anche che in altre epoche o in altri tempi erano ancora più forti di quanti sono oggi. Erano tanto più forti quando c'erano tanti lavoratori che riconoscevano il duro lavoro proprio e il duro lavoro degli altri, e nasceva questo rispetto reciproco, perché quando una cosa funziona, finché funziona bene per tutti e continua ad esserci. Quando hanno cominciato alcuni ad approfittarsene, perché poi il posto prima era frequentato solo dalla gente della zona, e poi invece era diventata un'attrazione turistica, e l'attrazione turistica cambia perché a molti turisti piace il vino, ma non serve che il vino sia buono, l'importante è che sia vino, perché così ne possono bere quanto ne vogliono e pagarlo pochissimo. No? Dipende dalla tipologia di turismo che riesci a catturare, a attrarre, e ci vuole un turismo sostenibile, ma un turismo di qualità, perché la qualità c'è, e quindi è giusto che ci sia un turista di qualità, non uno che voglia solo sfruttare. E viaggiare su questi posti
ti fa riscoprire ancora tradizioni, ti fa riscoprire gran lavoratori, gente che si è fatta, molti che si sono fatti da soli, sono cresciuti da soli e hanno costruito qualcosa di importante. Samuele, se volete, penso che sia anche una cosa molto, molto opportuna. Ricordiamo a chi ci segue come può fare per vedere il vostro lavoro nelle reti. Avete l'Instagram e il Facebook, lo cercano come... Qual buon Veneto in viaggio. In viaggio, qual buon Veneto in viaggio, ricordiamo qual con la Q, perché qui in spagnolo qual va con la C, però qual buon Veneto in viaggio, e poi c'è anche... Sì, sempre poi, con la... sì. E poi c'è il sito che è qualbuonveneto.it. Così che lì sempre voi offrite il vostro lavoro, così si può vedere, si può apprezzare anche da quest'altra parte dell'oceano. E tra l'altro è una cosa per cui noi siamo molto fieri. Quando siamo nati noi, ci sono state tante altre piccole aziende o altre persone che hanno cominciato a fare cose simili, magari dedicandosi solo ad una città o solo a certi aspetti rispetto ad altri, e hanno messo i propri contenuti a pagamento. Noi invece è una nostra politica, la cultura, la nostra regione è di tutti e deve essere possibile a tutti vederla. Perciò i nostri contenuti sono e saranno sempre gratuiti. Quello che facciamo lo facciamo solo e esclusivamente per far conoscere quello che ci circonda e quello che abbiamo attorno. Poi abbiamo la nostra azienda che ha che fa le sue cose, ok? E quello è il nostro lavoro, ma questa invece è un progetto. Questo è un progetto, è una missione, una volontà. Questa missione e volontà vuole a che vedere con le radici che ne abbiamo noi veneti in Argentina e continuiamo a portare avanti il Veneto fuori del Veneto, sempre nel volontariato. È un po' lo scopo di questa radio, è questo, di far conoscere un po' di più il Veneto ai veneti che sono in Argentina e Sì. anche in altre parti, perché si può ascoltare la radio nel sito internet del Comite e anche adesso su YouTube. È una bellissima iniziativa la vostra, veramente una bella iniziativa e siamo molto contenti di aver avuto l'occasione di incontrarci, anche se solo via etere, via internet. Ovviamente se venite in Italia ci dobbiamo trovare, cioè, Dai, sì. venite in Italia, ci dobbiamo trovare, ci beviamo un bello spritz. Ce l'avete voi lo spritz? Lo abbiamo portato noi no. lo spritz. Ah, grandissimi! No, ma sai che ora è da qualche anno che fa furore anche qui lo spritz, perché sai come la globalizzazione porta anche a questo. C'è qualcuno, ha scoperto che, non qualcuno, la ditta che comincia con A, ha scoperto che poteva anche guadagnare mercato qui in Sud America, così che bene, ora non dobbiamo più andare a prendere le bottiglie del liquore in Veneto, cioè le troviamo qui al supermercato. Questa è una cosa grandissima, sì, a un prezzo un po', ma quello lasciamo stare, però sì, ma sai che fanno la produzione qui in Brasile, cioè non è che le portano d'Italia, sì, producono qui in Brasile, però è lo stesso prodotto, così che poi... E poi quello che ci manca, sì, proprio è il Prosecco. Quello ci manca, però bene, recuperiamo un po' l'origine, trovi qualche bottiglia? Sì, qualche bottiglia ne troviamo. Però penso che... Però diciamo che lo facciamo come un'epoca che si faceva con il vino comune, no? Qui
Sì. Lo facciamo con altri tipi di spumante che non è il prosecco, però bene, si fa, la tradizione continua. Sì. La tradizione Sì. continua. La tradizione continua. Beh, una volta siamo stati, sempre conoscendo persone, siamo stati ad un'azienda agricola che è vicino, che è ad Arqua Petrarca, dove è nato il famoso poeta, dove c'è la casa del poeta, sì, e lì c'è un'azienda agricola che fa il famoso brodo di giuggiole. Brodo di giuggiole. Giuggiole. Le giuggiole sono quella specie di, non so se da voi come si chiamano le giuggiole. Vediamo come si chiameranno le giuggiole. Sono dei frutti. Lo cerchiamo. Allora, il vediamo. frutto rotondo piccolo? È fatto più alla forma, quasi la forma di un dattero, però non è però secco, cioè è pieno, come se fosse una giuggiole. Ora lo sto cercando, li troviamo tra poco lo... Beh, con La questo magia di brodo, internet. La sì, magia di internet, sì. la magia di internet. E lui fa questo che viene chiamato il brodo di giuggiole, che è un liquore. Con questa giuggiola fa un altro tipo di spritz che si chiama lo spritz euganeo, che invece ha un'altra preparazione un po' più dolce, viene fatto con i fiori d'arancio e ha questa giuggiola, cioè questo frutto sotto spirito, ed è particolare, anche quella è una cosa super particolare. Lì ad Arqua Petrarca fanno, chiamato il Calici di Stelle, che è un evento dove tutte le aziende della zona danno la possibilità, hanno dei piccoli stand dove si può mangiare, e tu praticamente fai il giro del paese, che è tutto addobbato a festa con questi stand, con al collo un calice vuoto, perché ad ogni stand lo vai a riempire. E sai che come si chiama in spagnolo? È la jujua. Qui non si trova, sì, qui non si trova, però è la jujua, sì. Poi facciamo poi una ricognizione, cioè dovremo venire a Arqua Petrarca e Samuele ci accompagna sicuramente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quella festa si fa in che epoca? Di solito si fa a settembre. Di settembre. Vedi, Ivana già sta prenotando il viaggio. Con booking.com, festa, calici di Stelle. Diciamo che nel periodo estivo erano tanti, pre-Covid, erano tanti i paesini e i borghi che facevano feste di questo tipo. Sì, e sono tutti posticini caratteristici. Qualche settimana fa l'ha fatta Enego. Enego è un altro paesino di montagna che insieme a Enego, Lorenzago, l'Alpago, sono tutti i posti tipici, le tipiche montagne dei Veneti. Quando si andava in montagna si andava lì, e noi ogni anno ci facciamo 2 giorni a Enego, 2 giorni a Lorenzago, proseguiamo la tradizione veneta. E anche lì abbiamo conosciuto, soprattutto ad Enego, abbiamo conosciuto ancora anni fa dei giovani, avevano 14 anni all'epoca, anche loro colpiti dal fatto che il loro paese stesse morendo, perché ormai senza turismo il paese stava morendo, hanno cercato piano piano di riscoprire il proprio paese e farlo scoprire agli altri. Hanno creato una pagina Facebook, questa pagina Facebook è diventata abbastanza famosa. Loro sono stati integrati poi nelle Proloco, cioè nell'agenzia turistica del comune, per promuovere il territorio. Ed è stato, quando li abbiamo conosciuti, siamo saliti, siamo andati da loro, ci hanno fatto visitare vari posti, e l'ultimo anno che siamo stati, siccome poi abbiamo lavorato, ovviamente non si potrà vedere, ma voi lo vedete, che è questo qui.
Ok. È un albero di Natale, Praticamente è un tronco intagliato. Questo è un tronco intagliato della famosa tempesta Vaia. La tempesta Vaia, quella che ha praticamente distrutto una delle riserve, delle oasi naturalistiche della montagna, una delle più grandi, un polmone dell'Italia, nella Marcesina. E ha fatto, se date un'occhiata su internet, vedete i video, sono spaventosi, ha proprio raso al suolo boschi interi, e sono anni che tutti i giorni con i camion scendono giù con i tronchi per riuscire a smaltirli, e alcuni artisti locali fanno queste creazioni, queste opere, anche per ricordare quello che è successo, perché è come se fosse una ferita alla fine del nostro territorio. Sì, è una cosa da ricordare. È un posto comunque da visitare assolutamente da visitare. Samuele, noi non è che vogliamo abusare della tua generosità, se fosse per noi continueremo anche 2 ore di continuo a parlare, perché è proprio un vero piacere fare una chiacchierata con te. Sicuramente ci troveremo di nuovo, ci collegheremo di nuovo. Speriamo anche che un giorno possiate venire anche da noi, scoprire anche l'altro Veneto fuori del Veneto, sarebbe molto bello, sponda dell'oceano, e se no sai che noi prima o poi veniamo noi, perché veramente il Veneto sempre ci manca e siamo sempre con la voglia di tornare poi a ciò che anche noi sentiamo come casa nostra. Così che Samuele, grazie tante della tua disponibilità. Ricordiamo a tutti i nostri amici che possono, lo dico in spagnolo così lo capiscono tutti, que pueden seguir el trabajo que los chicos hacen con sus producciones de audio en qualbuonveneto.it, qual siempre con la Q en italiano, o en Instagram, en Facebook, buscando Qual Buon Veneto in Viaggio, no? L'ho detto bene? Sì, giusto. E Qual Buon Veneto in Viaggio dipende da come fanno le ricerche, però più o meno. Sì, poi viene. Siamo sempre noi. Però basta mettere, diciamo, facciamolo più semplice, basta mettere Qual Buon Veneto e lo troviamo di sicuro. E appare Samuele e Sabrina con le belle racconti del Veneto un po' sconosciuto anche. Sì, è vero. Grazie dalla volontà di essere qua, e grazie per il lavoro che fate. Grazie a voi di questa opportunità. Di sicuro ci contatteremo un'altra volta. Assolutamente sì, dovete assolutamente venire a trovarci qui. E grazie a voi di tutto, è stato un vero piacere conoscere un'altra parte di Veneto da un'altra parte del mondo. No, grazie a voi. Grazie mille. Voglio le tue tette così perfette, come rivista, innamorato a prima vista. L'ho vista con un altro, un deficiente che non ti merita per niente. Disprezza la tua forma, bellezza immensa, anche se una seconda non riesco a starne senza, per me è una dipendenza. Volevo solo te e non mi frega niente se non ti importo,
Volevo Solo Te, Mirko Batangelo y su banda Blitz, las músicas de los jóvenes de hoy. ¿Hay un poco de nepotismo con el musicalizador, parece o no? No sé, ya voy a averiguar el vínculo parental de Mirko con el musicalizador, pero bueno, como siempre, me toca volverlos a eje y voy a hablar de algo importante que el 15 de agosto se celebra, que es un aniversario más para recordar, ya que en esa fecha, hace 30 años en Padua, fallecía Giorgio Perlasca, que era un comerciante italiano que, haciéndose pasar por cónsul de España en Hungría, durante el invierno de 1944, salvó a 5.200 judíos del Holocausto. Declarado justo entre las naciones por el gobierno de Israel, recién en el año 1989, su historia había permanecido oculta durante varias décadas. La familia recién conoce su accionar en 1980, cuando luego de una CB decidió contarla por completo y mostrarles los documentos que había conservado. Finalmente se hace pública en el año 1987, cuando un grupo de mujeres húngaras que él mismo había salvado logra contactarlo. Giorgio Perlasca había nacido en Como en 1910, pero desde muy chico se crió en Macerá, un comune de la provincia de Padova. De joven había adherido al fascismo y como tal fue voluntario en la Guerra Civil Española, donde aprendió muy bien el castellano. En el 39, ya de regreso en Italia, empezó a alejarse del fascismo en desacuerdo con las leyes raciales. Sin embargo, fue instructor primero de artillería en un regimiento padovano durante la guerra, luego obtiene la baja del ejército y comienza a trabajar para una empresa de Trieste en el este de Europa, y en septiembre del 43, cuando se produce el armisticio e Italia se divide, él estaba en Budapest y se niega a adherir a la República Sociale de Mussolini. Bueno, y aquí es cuando comienza su gran aventura, ¿no? Porque los alemanes ocuparon Hungría, lo arrestan, lo internan en un campo de concentración y del cual él logra irse. Sí, logra huir y se refugia en la embajada española porque conservaba consigo los documentos que probaban su contribución en la guerra civil en el bando franquista y que le garantizaban asistencia diplomática. Logra que le den un pasaporte español y comienza a llamarse Jorge en lugar de Giorgio, y organiza con el embajador de España, Ángel Sanz Briz, todo un sistema de protección, para los judíos húngaros en casas cubiertas a la extraterritorialidad española. Después el embajador español abandona el país para no reconocer al nuevo gobierno filonazi de Hungría, y Perlasca decide quedarse, falsifica documentos de la embajada y se autonombra cónsul de España, y haciéndose pasar por tal, otorga ciudadanías españolas y salvoconductos para sacar del país a los judíos húngaros. Una historia muy interesante porque después, cuando llegan los rusos, él tiene que huir porque era considerado un filonazi por su pasado. Vuelve a Italia a finalizar la guerra, pero a su vez el gobierno italiano esconde su historia por su pasado fascista. Claro, él escribe al presidente de Gasperi, que nunca le contesta, y bueno, al principio no puede hacer pública esa situación, y luego, como decíamos antes, recién en el 87, estas mujeres húngaras que lo creían español logran dar con él en Italia, lo logran ubicar y bueno, y dan a conocer su historia. Una historia por demás interesante que es necesario evidenciar y divulgar. Bueno, de esta manera llegamos al final de este programa número 8 de Parola Veneta Radio en esta segunda temporada.
como habíamos dicho al inicio, el mes de agosto cargado de actividades a lo largo y a lo ancho de nuestra comunidad véneta e italiana en Argentina. En el caso de Mar del Plata nos estamos preparando para el próximo domingo 14 de agosto con el Ferragosto italiano en Cabo Corrientes. Le contamos a la audiencia en este lugar emblemático de nuestra ciudad de Mar del Plata, que es el Cabo Corrientes, justo la parte, el sector que está más hacia el este, dentro del mar. Tiene un paisaje único sobre la playa Varese, con una vista increíble. Hay un establecimiento gastronómico y de recreación que nos invitó a celebrar el Ferragosto frente al mar. Va a haber una parte, digamos, cubierta, otra al aire libre. Esperemos que el clima acompañe. Va a ser realmente una fiesta de la italianidad, con todos los grupos de danzas, de teatro, los coros y, bueno, bandas de diferentes grupos de jóvenes y también de las escuelas que dan italiano en nuestra ciudad. Así que, sin lugar a dudas, estamos preparados para vivir una gran fiesta de la italianidad con el Ferragosto a la italiana en Cabo Corrientes. Así que todos aquellos que nos están escuchando, que lleguen a pensar este fin de semana de visitar la ciudad de Mar del Plata, tienen una cita obligada e imperdible. Y como bien dice la agenda, es una actividad, un evento, un proyecto que llegó para quedarse, así que dólar más, siempre para los fines de semana de largos de agosto, vamos a celebrar el Ferragosto a la italiana en Mar del Plata. Bueno, si no están cerca de Mar del Plata y quieren acercarse para estos lados, nosotros tenemos la fiesta de colectividades en Santa Fe, también la comunidad italiana entera participa. Va a ser 3 días, 13, 14 y 15 de agosto. El sábado es a partir de las 19 horas y el resto de los días, a partir del mediodía, van a poder pasar a degustar comidas italianas y de otros lugares del mundo y poder disfrutar de algún baile y canción italiana también. Bueno, y si están por Rosario, este sábado 13, en la sede de la familia Véneta, bueno, sigue el ciclo de cine que los muchachos de la Véneta están organizando, esta vez con la película La Cena de Ettore Scola, y el próximo domingo 20, seguramente hablaremos la semana que viene de esto, con el festejo del Día de las Infancias, con distintas actividades para chicos en la sede de la familia Véneta. Ahora sí, llegamos al final del programa. A todo el equipo y a toda nuestra querida audiencia, un grazie di cuore e un vero strucón.